Si erano rivolti entrambi al sindaco medico di Santa Lucia di Piave Riccardo Szumski, paladino delle cure domiciliari, il 65enne di Vittorio Veneto Virginio Parpinello, morto di Covid nei giorni scorsi, e il 60enne moldavo di Ponzano, attualmente ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello, entrambi non vaccinati. Szumski, raggiunto al telefono, ci ha precisato che nessuno dei due era suo paziente e nessuno dei due è stato trattato da lui. Il primo dice l'aveva sentito per telefono quando era già in ospedale, il secondo, pur non essendo un suo assistito, si era presentato nel suo studio già scompensato, tanto da inviarlo subito con un'impegnativa urgente al pronto soccorso. Procedure che lasciano perplessa l'azienda sanitaria. Un medico di famiglia di solito fa la presa in carico della persona e poi in scienza e coscienza cura le persone. Io non mi esprimo perché poi quando si arriva a idealizzare una persona e farla diventare quasi un guru della medicina, io sono per una medicina che tenta di salvare le persone, che fa il massimo, per cui non mi pronuncio sui guru, lascio stare. Szumski è tra l'altro tra i 4 medici di base non vaccinati a rischio sospensione. L'esito entra venerdì. Tra la popolazione i vaccini aumentano al 30 settembre col superamento della soglia dell'80%. Si raggiungerà l'immunità di gregge, ma salgono anche i ricoveri, 74, mentre i contagi, pur rimanendo elevati tra gli stranieri non vaccinati, rallentano. La scuola enologica Cerletti di Conegliano sarà tra i 4 plessi sentinella che da lunedì partiranno con i tamponi salivari molecolari. Penso che andremo anche noi con il servizio di igiene pubblica a essere presenti, andiamo evidentemente a monitorare costantemente nel tempo se c'è un rischio ovviamente di contagio all'interno degli istituti scolastici. Infine lo spaccato sulla carenza di medici di famiglia stilato dallo SPCGL, un attacco che l'ULSS 2 respinge al mittente. Intanto non sono quei dati là così, diciamo, catastrofici. Alla fine si riduce a una ventina, 22 zone carenti. È facile, ecco, cavalcare, come si suol dire, la tigre senza capire che dietro c'è comunque un grosso lavoro e che stiamo facendo. Credo che abbiamo creato tutte quelle situazioni che ci daranno la possibilità di integrare il più possibile i medici che mancano.